Dolomiti. Decine di rimorchiatori, chiatte e barche da ormeggio hanno sfilato in corteo a Venezia per la difesa del porto, a bordo imprenditori e lavoratori. Treno deragliato in stazione a Mestre, nessun ferito, fortunatamente al momento dell'incidente nei convogli non c'erano passeggeri ma solo il macchinista. L'ennesimo raid al centro per l'impiego di via Sansovino a Mestre, è il quarto in 20 giorni, il secondo in 2 giorni. Nel mirino le macchinette di bevande, danni ai mobili. Mafia in Veneto, arrestato in un albergo a Cavallino Treporti dai carabinieri di Venezia, un affiliato 56enne della Sacra Corona Unita, all'Alba 37 gli arresti in Puglia. Weekend di ripresa per il turismo veneziano grazie al Carnevale, è il bilancio dell'Associazione Veneziana Albergatori sulla crisi del turismo in laguna. 5.000 pupazzi tra personaggi dei fumetti, vintage e cartoni animati. A Venezia apre la permanente, tra gli ospiti di spicco Giorgio Cavazzano e Carlo e Giorgio. Nel calcio Venezia oggi il passo indietro dell'istrionico presidente Gio Tacopina, resto ma come presidente onorario in attesa del nuovo capo della società sportiva. Buonasera, ben ritrovati in diretta con l'edizione veneziana dei telegiornali di Antenna 3. E allora decine di rimorchiatori, chiatte, barche da ormeggio e da lavoro hanno sfilato questa mattina in corteo a Venezia per la difesa del porto, a bordo imprenditori e lavoratori che denunciano come la mancata manutenzione della laguna stia avendo ripercussioni nelle loro attività. Le 9:30 di mattina e il canale della Giudecca è teatro di una manifestazione che a Venezia non si era mai visto. Lavoratori e imprenditori del porto, assieme ai politici del territorio, manifestano per quella che è una delle voci più importanti dell'economia di questa città. 1260 aziende con più di 21.000 persone e un giro d'affari da 6 miliardi e mezzo l'anno, ma se si considera anche l'indotto si superano i 92.000 posti di lavoro e i 21 miliardi di euro. Attraverso il porto di Venezia si muovono 26 milioni di tonnellate di merci in import e in export che alimentano la produzione sostanzialmente di tutto il nord-est, e l'export del nord-est stesso senza il porto di Venezia andrebbe in crisi. A mettere in crisi il porto di Venezia e di Chioggia oggi non è il mercato, ma le pastoie di una burocrazia dalla straordinaria lentezza, per cui anche l'ordinaria attività di scavo dei canali del porto commerciale diventa un'impresa. Oramai i fondali bassi rendono il porto inaccessibile alle navi più grandi. Perché è così difficile un'attività che dovrebbe essere di ordinaria manutenzione e che lo era fino a ieri? È la domanda che ci poniamo già noi da tanti anni, sicuramente da un anno e mezzo, da quando stiamo facendo pressioni nelle maniere possibili sia a Roma che presso le istituzioni locali per avere quello che deve essere non solo un diritto ma un obbligo di alcune istituzioni di fare. A bordo di imbarcazioni di ogni genere, imprenditori e lavoratori manifestano per sbloccare una situazione paradossale. Il corteo è arrivato alla Marittima, ad attenderli altri lavoratori, lo vedete da quello striscione. Porto commerciale, industriale e crociere lottano insieme per Venezia e per il lavoro. La contrazione del giro d'affari per mancata manutenzione della laguna potrebbe avere ripercussioni gravi. Meno merce, meno si scarica, meno giornate di lavoro e per il momento ci sono anche, delle ripercussioni sul reddito dei lavoratori. Potrebbe entro qualche mese succedere quello che non deve assolutamente succedere, cioè che ci sia e che venga toccata l'occupazione. E dopo il corteo acqueo di lavoratori e imprenditori è stato presentato un manifesto per il rilancio del porto di Venezia, nel quale si contestano anche alcune posizioni degli ambientalisti. È ora di rovesciare l'idea di Venezia raccontata da pochi, spesso organizzati in associazioni e comitati. Il manifesto firmato da tutti i partecipanti al corteo acqueo per il rilancio del porto ha anche una presa di posizione forte e che probabilmente farà discutere contro ciò che viene definito falso ambientalismo e diffusione di false notizie, come sugli effetti catastrofici del canale dei Petroli o sulle cause del motondoso in laguna. In giro per l'Europa i porti sono fondamentali, l'Europa sta crescendo appunto per i porti, gli investimenti più importanti della Cina vengono fatti sui porti e noi invece del nostro porto tolleriamo che qualcuno dica aspettiamo, vediamo, ma le navi no, e alla fine
perderemo una parte dell'export che si sposterà in altri luoghi. I piani di sviluppo per Venezia, si legge ancora nel manifesto, non possono dipendere dalla lentezza delle decisioni dello Stato, del Comitatone o di organismi internazionali che a volte possono rispondere ad interessi diversi e opposti a quelli della città. Preoccupa lo stallo burocratico, preoccupa, come dire, a volte il presunto potere di veto che qualche amministrazione può tenere. Chi sta esercitando il potere di veto? Vede, questo è un paese di grande tradizione bizantina, no? E quindi non necessariamente c'è un colpevole, io non devo neanche trovarlo il colpevole, saranno altri eventualmente se ci sono delle colpe. Io ho bisogno di avere i pezzi di carta necessari a fare le cose che istituzionalmente sono a nostro carico, tra cui il mantenimento dell'accessibilità nautica. Accanto agli imprenditori, i sindacati manifestano il timore di una prossima perdita di posti di lavoro. Noi siamo qui per tentare di sensibilizzare chi deve prendere una decisione, il Comitatone possibilmente a marzo, ma che sia una decisione che salvaguardi le famiglie, il reddito, il lavoro e la produttività di Venezia. A noi interessa sapere che fine dobbiamo fare, sapere cosa farà il porto, se si vogliono spostare, ce lo devono dire, noi dobbiamo sapere quale sarà il futuro domani dei lavoratori. Che la situazione sia grave lo ammette anche il sindaco di Venezia, Luigi Brugnaro, che lancia però anche un messaggio d'ottimismo. Se ce la facciamo diamo un segnale importante per il paese, perché qui c'è il porto, ma c'è anche l'industria, c'è la trasformazione, c'è l'artigianato, nelle isole ci sono piccoli segnali di rilancio, la gente ci crede. Diamogli quella speranza, diamo la speranza ai giovani, restate qua, restate in Veneto, restate a Venezia, sarà la grande scommessa che l'Italia deve vincere, tutta l'Italia. Via libera al protocollo fanghi. Dopo il passaggio all'Istituto Superiore di Sanità, Ministero dell'Ambiente e MIT hanno dato l'ok definitivo. È una grande soddisfazione e una notizia importante per Venezia, ha commentato il senatore del Partito Democratico Andrea Ferrazzi. Ora sarà possibile salvaguardare laguna e attività economiche nel rispetto dei nuovi parametri europei. Le immagini che stavate vedendo si riferiscono invece a Auchan e Conad, chiesta la cassa integrazione per 5.300 dipendenti, sono il 60% dei lavoratori, colpo a sorpresa, una doccia fredda per i sindacati nel passaggio degli ipermercati da Auchan a Conad. Dal gruppo Margherita arriva la richiesta di cassa integrazione per il 60% della forza lavoro, 5.323 dipendenti su un totale nazionale di 8.873. E quanto emerge dalla comunicazione che il gruppo ha inviato a sindacati e Ministero del Lavoro, segnali preoccupanti, dice Cristiano Ardau del sindacato della Will Tux in vista dell'incontro di domani a Roma. Speriamo solo che si tratti di un passaggio per il rilancio e non dell'anticamera, dice, del licenziamento. Misterioso deragliamento alla stazione di Mestre ieri sera, che fortunatamente non ha avuto gravi conseguenze né a persone né a cose. Si è trattato di uno svio, dice Trenitalia in una nota, ma non se ne conosce la ragione. Eccolo il treno regionale deragliato in stazione a Mestre, nessun passeggero né convogli al momento del sinistro, ma solo il macchinista. L'incidente ieri sera verso le 23, quando il macchinista stava facendo manovra per portare il treno in deposito. Incidente che fortunatamente non ha registrato alcun ferito, queste le rassicurazioni da Trenitalia, che in una nota precisa come il deragliamento sia la conseguenza di uno svio del primo asse, che tradotto vuol dire il locomotore è uscito dal binario ma non è dato sapere il perché e che cosa l'abbia causato. Treno già recuperato in giornata e che, fanno sapere sempre da Trenitalia, non avrebbe dato problemi alla circolazione odierna, svoltasi, dicono, senza ritardi legati al deragliamento. Infiltrazioni mafiose in Veneto, una nuova indagine stavolta condotta dalla Procura di Lecce ha portato all'arresto a Cavallino Treporti di un presunto affiliato alla Sacra Corona Unita. A Cavallino una frangia veneta della Sacra Corona Unita, il blitz compiuto all'alba a Brindisi dai carabinieri che ha portato all'arresto di 37 presunti affiliati alla nota organizzazione mafiosa pugliese. Tra i destinatari del provvedimento anche Marcello Campicelli, 56enne di Brindisi, arrestato dai carabinieri di Venezia che hanno partecipato all'operazione. Si trovava in un albergo di Cavallino Treporti dove risiedeva almeno da alcune settimane. Gli
gli arrestati ritenuti responsabili, a vario titolo, di associazione mafiosa con l'aggravante della disponibilità di armi, associazione finalizzata allo spaccio di sostanze stupefacenti ed estorsioni. L'operazione è quella condotta dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Lecce. Ennesimo raid al centro per l'impiego di Viale Sansovino a Mestre, è il secondo in appena 2 giorni. Nel mirino dei ladri si presume una baby gang, sempre le macchinette distributrici di bibite. Nuova ed ennesima spaccata notturna al centro per l'impiego di Mestre, Viale Sansovino, 2 passi da Piazza Barche. È il secondo raid in 2 giorni, il quarto in meno di 20 giorni. Ad agire si presume uno o forse addirittura 2 distinti gruppi di baby gang, così anche dalle testimonianze fornite alla polizia. Nel mirino ancora una volta le macchinette distributrici di bevande, salatine e merendine, letteralmente sventrate per rubare tutte le monetine. Distrutti con i distributori anche il vetro dello sportello d'ingresso del centro per l'impiego, visibili infatti i segni dell'effrazione con cartone e scotch da pacco a evitare qualche scheggia possa cadere addosso alla gente in attesa. Sventrata anche la porta d'ingresso che con il doppio vetro ora si trova fuori asse. Sempre nella notte spaccata fotocopie pure al terzo piano dello stesso stabile e ai vicini di fronte del Ministero dell'Istruzione. Nel mirino sempre pochi spiccioli delle macchinette distributrici di snack. Danni ingenti riferiti più alla mobile che ai distributori automatici. A inizio settimana stesso raid alla carrozzeria di Via Giustizia a Mestre, il terzo in appena 2 settimane e il 15° in 6 anni, con il titolare oramai più che esasperato. Noi da questa notte dormiamo dentro, metteremo delle guardie, non dormiamo, staremo svegli, metteremo delle persone, vediamo, lo risolveremo noi, consegneremo noi alla giustizia chi fa i furti. Il 18enne a capo di una baby gang girava libero per la città nonostante fosse agli arresti domiciliari. I carabinieri della tenenza di Mira lo hanno quindi arrestato nuovamente. Si tratta di un cubano residente da tempo a Mira, già manettato a dicembre in flagranza dei gravi reati di estorsione, rapina, lesioni personali e spaccio di stupefacenti, indicato come un componente attivo della baby gang che imperversava nel centro di Venezia e di Mestre. Parte il progetto per realizzare il parco fluviale del Marzenego, un ampio progetto di interventi che, seguendo l'asta del fiume, creerà un lungo corridoio ecologico attraverso Mestre. Abbiamo tantissimi parchi, dei boschi, ma è giusto avere anche il primo parco fluviale. Via libera in giunta a Venezia ad un ampio piano di interventi per la realizzazione del parco fluviale del Marzenego. La delibera del progetto, che comprende tutta l'asta del fiume, parte ora per un viaggio di circa 1 anno che comprende la discussione in commissione consiliare nelle municipalità, il consiglio comunale, la valutazione ambientale strategica e quindi nuovamente il consiglio per l'ultima approvazione. È un parco fluviale che parte dal centro della città, non è in una parte periferica. Viene chiamato anche corridoio ecologico, quindi vuol dire che è uno spazio molto lungo che serve sia ai cittadini, ma diventa anche uno spazio di fruibilità corridoio ecologico anche per la fauna. Quindi diventa un ambito nuovo da poter visitare, ma soprattutto per riportare la natura all'interno della città. Diverso gli spazi dei parchi giochi, delle aree attrezzate, questo è proprio un ambito ambientale e naturale. Se da un lato l'obiettivo è realizzare un sistema di forestazione della città, dall'altro saranno anche risolti diversi problemi di viabilità. Lo snodo della Gazzera sarà collegato con la tangenziale, sarà completato il raccordo viario Brendole-Castellana per portare a compimento la linea del sistema ferroviario metropolitano regionale e sarà anche realizzato un collegamento tra la rotatoria milanese e il parcheggio scambiatore di via Montagnola. Si aprirà infine anche una serie di ragionamenti coi privati per il disinquinamento delle acque, per cui il collegamento delle case alle fognature, dove possibile, e la verifica di fosse biologiche adeguate alla pulizia delle acque dovrà valere lungo l'intero fiume. Diversi di questi terreni sono privati. Sì, sono privati e questo atto dà anche la possibilità all'amministrazione di poter cominciare a pensare anche agli espropri. Sicuramente sono già stati condivisi con tanti di questi proprietari, soprattutto quelli che hanno delle ampie superfici e che hanno già trovato un consenso e quindi potranno collaborare senza opposizione alla realizzazione di questo progetto. Ci fermiamo per un piccolo break, rimanete con noi.
Edizione veneziana dei telegiornali di Antenna 3, ben ritrovati, parliamo del bilancio dell'Associazione Veneziana Albergatori sulla crisi del turismo in laguna. Al momento non è facile, ma le prenotazioni per il weekend si annunciano in ripresa. Gli albergatori fanno il punto su alcune importanti iniziative di comunicazione messe in atto. Dopo l'acqua alta, con l'eco mediatico suscitato in tutto il mondo, ora l'emergenza planetaria del coronavirus, scoppiata proprio a ridosso del carnevale. Non è un momento facile per il turismo a Venezia. Abbiamo visto che nella prima settimana le presenze sono state durante la settimana circa il 50% e al 70% alla fine. È migliorato in quest'ultimo fine settimana dove abbiamo raggiunto l'80%. Speriamo che la situazione migliori, non sono i numeri che Venezia si attende. Il primo bilancio prende atto di un netto calo delle prenotazioni alberghiere. Un periodo difficile dovuto all'evento dell'alluvione dell'acqua alta che ha reso veramente difficile l'attività degli albergatori veneziani. Purtroppo abbiamo registrato dei buchi di prenotazioni che hanno superato il 40-45% e che hanno avuto uno strascico anche per le prenotazioni primaverili. Gli albergatori lagunari hanno messo in campo alcune importanti iniziative nella comunicazione. Abbiamo cercato di comunicare correttamente al mondo cosa vuol dire l'acqua alta, quanto dura, cioè che dura solo 3 ore, 1 ora e mezza sale, 1 ora e mezza scende e si limita a quel momento, non ha uno strascico come un'alluvione, un maremoto o un terremoto. Quindi si deve pensare a una città perfettamente operativa. Abbiamo invitato quasi 40 giornalisti internazionali per poter dare la dimostrazione che la città è perfettamente agibile e funzionante. Cambia la governance del Calcio Venezia, Joe Tacopina diventa presidente onorario in attesa che i soci decidano chi sarà a capo della società. Tacopina resterà comunque alla guida del Venezia fino al termine del campionato, come concordato con gli altri proprietari della squadra. La decisione di fare un passo indietro, ha chiarito lui stesso, sarebbe stata dettata dal mancato accordo con altri imprenditori che avrebbero dovuto rafforzare la società. Non si tratta di una crisi economica, ha concluso, chiarendo che rispetto al budget stabilito per la scorsa stagione il Venezia è riuscito a risparmiare 2 milioni di euro. Aperta a Venezia l'esposizione permanente di Fabrizio Fontanella che contiene 5.000 pupazzi tra personaggi dei fumetti, vintage e cartoni animati. Il sogno, cullato fin da bambino da Fabrizio Fontanella, collezionista veneziano e costruito con tenacia e passione, è diventato realtà. È aperta a Venezia l'esposizione permanente del Venice Vintage Toys, che presenta 5.000 pezzi di creature di gomma tra pupazzi, pezzi unici e vintage. Un viaggio tra cartoni animati e simpatiche pagine che hanno fatto la storia della televisione. Un divertimento e una passione che non hanno età e soprattutto riescono ad aggregare. Il sogno finalmente è diventato realtà. Abbiamo allestito uno spazio industriale unico nel suo genere che raccoglie innumerevoli pezzi rari e meno rari, pur sempre frammenti di storia e frutto di una collezione durata 30 anni. La città è Venezia, non meno magica e unica, una città speciale, un centro importante per la cultura italiana e non solo. E poi è la mia città, la città che amo e non avrei potuto scegliere location migliore. Saranno organizzati incontri, eventi e conferenze aperte ai soci e c'è anche una mascotte tutta veneziana. Abbiamo realizzato un pupazzo in gomma prodotto dalla Ledra Plastic che verrà distribuito ai soci premium di creature di gomma. Fabrizio condivide questa grande passione con la moglie Beatrice e tutta la sua famiglia. Lui, non senza un pizzico di emozione, ora ricorda. La mia è una passione che coltivo da sempre, fin da bambino sono cresciuto con i miti dei fumetti e del mondo della Disney. Una delle prime foto mi ritrae l'età di 4-5 anni, mentre sfoglio un vecchio topolino grazie all'abbonamento regalatomi da papà. E proprio da lì è nata la mia passione che è viva oggi come in quel primo giorno. Sarà Giampiero Beltotto, presidente del Teatro Stabile del Veneto, l'ospite questa sera di 20:10 subito dopo i nostri telegiornali e dalle 21:15 torna la Zanzega. Questa sera la puntata sarà dedicata alla scoperta della città di Belluno e di tutte le sue bellezze, ma ci sarà anche una finestra sul carnevale con una breve parentesi all'interno della grande officina dove si costruiscono i carri di uno dei carnevali più importanti d'Italia, il carnevale di Ceggia.
È tutto per questa sera, grazie per essere stati con noi, vi lascio alle previsioni del tempo per domani, arrivederci. Bentrovati al meteo. Moderata alta pressione sul nostro territorio, tempo dunque sempre stabile. Vediamo insieme il dettaglio di venerdì 14 febbraio. Sul Veneto sarà il sole a farla da padrone con cielo al massimo poco nuvoloso. Non sono attese piogge degne di nota. Tuttavia non si esclude qualche foschia al mattino sulle pianure, ma in rapido dissolvimento. Temperature minime tra -1 e 4 gradi, valori massimi invece fino a 14 gradi all'incirca. Bel tempo anche sul Friuli Venezia Giulia con ampio soleggiamento e con il cielo che si presenterà al massimo velato. Temperature minime tra 1 e 7 gradi, massime tra 11 e 13 gradi. Poche novità sul Trentino Alto Adige, sole prevalente con poche nubi a carattere sparso, vedete un po' su tutti i settori. Temperature minime fino a -1 grado, massime invece tra 9 e 10 gradi. Dal meteo per ora è tutto, grazie per l'attenzione e arrivederci al prossimo aggiornamento.